I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba per spegnere l'incendio che nel primo pomeriggio di ieri ha distrutto una villetta in legno a Cavalicco, frazione del comune di Tavagnaco. Alle 15 è scattato l'allarme, giunto alla sala operativa del comando provinciale di Udine attraverso il numero unico d'emergenza 112. In pochi minuti sul posto diverse squadre con le autobotti e cisterne. In soccorso anche i colleghi dei distaccamenti di Codroipo, Cividale e Gemona. Il rogo ha divorato la struttura, completamente in legno lamellare, senza creare feriti tra gli occupanti e il personale operante nello spegnimento delle fiamme. La famiglia è stata ospitata da alcuni parenti in attesa di una nuova sistemazione. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono protratte per tutta la giornata odierna.